Si chiama Tares, si legge stangata. Dopo l'IMU arriva un altro colpo del fisco, la nuova tassa sui rifiuti che promette di smaltire gli ultimi soldi rimasti nelle tasche degli italiani. I comuni ancora una volta sono chiamati a far da esattori, ma i sindaci non ci stanno e scendono sul piede di guerra. Il maxi vertice di Zero Branco è una scintilla che potrebbe far esplodere proteste clamorose. In campo scendono i primi cittadini del Trevigiano e del Veneziano, a cominciare da Scorzè, Martellago e Quarto d'Altino. Perché no alla Tares? Abbiamo già l'IMU, questa tassa che è alle porte, a luglio verrà a essere chiesta a famiglie e imprese, è una tassa doppia. I sindaci scendono sul piede di guerra contro la tassa sui rifiuti aggiunta dallo Stato, che da luglio comporta un aumento del 37,5% sulle case private e secondo la Confcommercio addirittura del 293% sui locali commerciali. In Veneto gli artigiani e i piccoli imprenditori pagheranno il prezzo più salato di questa ennesima stangata. I sindaci però sono convinti che ci siano le condizioni per abolirla. Non è questo il momento di imporre nuova zavorra ai consumi, alle famiglie che sono già in difficoltà, non è il momento di ammazzare le imprese con altre tasse. Ormai le case italiane sono diventate centri di raccolta differenziata, le famiglie si sono specializzate in chimica per poter smaltire in modo opportuno qualsiasi rifiuto in base alla sua composizione, mentre in ogni angolo si nascondono bidoni del secco, dell'umido, della carta, della plastica e del vetro. A vivere così in mezzo alla spazzatura si meriterebbe uno sconto e invece ecco l'ennesima sberla. In un'Italia devastata dalla crisi e da una pressione fiscale record, invece di tagliare i costi e trovare misure di rilancio, le imposte si sommano alle imposte in un grande girone infernale che minaccia di devastare l'economia. Con forza no alla Tares.